Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti gli amici dell'oroscopo, un buon inizio settimana in compagnia delle stelle di Radio.0 e di tutte le ultime novità. Iniziamo subito con energia con i nostri 12 segni. Ariete, per merito di Venere che transita nel vostro cielo vi renderete conto che la vostra dolce metà costituisce per voi un profondo e autentico punto di riferimento. Grazie a Mercurio darete poi il meglio nel lavoro e nello studio oggi, i risultati si preannunciano più che buoni. Toro, con Giove alleato in giornata via libera agli investimenti economici, fate però attenzione a non strafare e a non fidarvi ad occhi chiusi di persone che conoscete da poco. Vi attendono nuove responsabilità nella professione in più, ma con allettanti prospettive di successo assicurato. Gemelli, riprenderà il via una trattativa a cui tenete molto e che sembrava interrotta fino a qui. Giungerete felicemente ai risultati che avevate sperato di ottenere. Contenti? Per colpa della quadratura di Giove in pesci, però, prima di fare una spesa importante, pensateci bene. Cancro, dopo aver covato a lungo perplessità ed ansie, finalmente avrete la forza di liberarvi di legami che da tempo percepite come vincolanti e soffocanti. Metterete a punto idee stimolanti che sovvertiranno la routine, tra i ringraziamenti pure dei colleghi. Leone, con la luna congiunta in opposizione a Saturno in Acquario, impiegate le vostre energie senza incolpare nessuno, però se a tratti avrete dei cedimenti è naturale. Lesa dal sole in Toro, la luna in più nel segno dilata le emozioni e aumenta oltremodo le vostre pretese. Parola del giorno, tranquillità. Vergine, occhio alle discussioni scaturite da inezie, potrebbero trasformarsi in una mareggiata che tutto travolge, una tempesta non arginabile, attenzione. Potrebbe essere imminente in più l'opportunità di cambiare radicalmente la vostra vita, mantenete alta la guardia. Bilancia, non coinvolgete un familiare negli affari di cuore perché di un ago potrebbe farne un pagliaio, dunque siate saggi e tenete la bocca chiusa questa volta. La vostra creatività con Venere in opposizione lascerà un po' a desiderare, ma vi divertirete lo stesso. Scorpione, l'ostilità di Saturno suggerisce un impegno più costante nei compiti abituali e se volete apportare delle modifiche procedete con i piedi di piombo. Non rifiutate poi la proposta di un amico di fare un viaggio al più presto, forse avrete occasioni che vi cambieranno la vita. Sagittario, a causa di Mercurio negativo avvertirete lievi somatizzazioni dovute all'eccessiva attività mentale con qualche antipatico disturbo come ad esempio un mal di testa, perfetto per l'inizio settimana insomma. Venere dall'Ariete dalla vostra parte vi aiuterà a non accumulare ansie e tensioni e pure a sdrammatizzare tutti i problemi. Capricorno, Venere invece con voi è dissonante, non scartate subito le avance di una persona che vi gira intorno, anche se non vi entusiasma cercate di conoscerla meglio magari. Questa Venere potrebbe pure complicare la situazione lavorativa per via di un'antipatia, cercate quindi, consigliano le stelle, di regolarvi. Acquario, con Saturno nel segno la serietà e il rigore che vi contraddistinguono saranno apprezzati come meritano, un pizzico di humor in più renderà più incisivi i vostri interventi. Se intorno a voi tutti si danno un gran affare, non è detto che dobbiate imitarli, attenzione, prendetevi piuttosto i vostri tempi. E chiudiamo con i pesci, no, non ci dimentichiamo di voi. Essendo Giove in congiunzione non potete realizzare insieme tutte le idee che vi frullano in testa, purtroppo. Fatelo quindi per gradi e soprattutto selezionate le migliori. Il vostro spirito d'iniziativa viaggia a pieno regime, sappiatelo quindi sfruttare nel miglior modo possibile. Ed è tutto quindi, si chiude qui oggi l'oroscopo del giorno, vi aspettiamo domani ancora con tutte le novità insieme alle nostre stelle, una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0